Consorzio di Bonifica Adige Po, Regione del Veneto e Consorzio di Bonifica Delta Po hanno presentato il progetto Due consorzi, due archivi, la storia del territorio. Visualizzazione della storia del Polesine attraverso la digitalizzazione degli archivi del Consorzio di Bonifica. L'importante iniziativa culturale è stata curata dai consorzi di Bonifica Adige Po e Delta del Po e realizzata con i finanziamenti concessi dalla Regione Veneto, con delibera di Giunta regionale numero 1411 del 12 ottobre 2021. Ciò è stato possibile grazie all'interessamento dell'assessore regionale territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca, Cristiano Corazzari, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio polesano. È ora infatti possibile, durante una passeggiata o un giro in bici, conoscere o approfondire la storia di alcuni fabbricati, impianti e manufatti consortili che caratterizzano il territorio polesano, grazie a pannelli illustrativi in cui, oltre al nome dell'opera, si trova stampato e ben evidenziato un apposito QR code, tramite cui visualizzare in modo molto semplice e diretto le immagini degli archivi storici consorziali, predisposti per ogni specifico sito, accostando il proprio smartphone al codice stampato. Ascoltiamo il presidente del Consorzio Adige Po Roberto Branco, il saluto del vicepresidente del Consorzio del Delta del Po Giorgio Uccellatori e l'assessore Cristiano Corazzari. Io vi do il benvenuto in questo splendido manufatto del nostro Consorzio di Bonifica. Un particolare ringraziamento all'assessore Corazzari che ci ha onorato la sua presenza e si è impegnato per il finanziamento di questo progetto. La consigliera regionale Bisaglia, Simone Bisaglia, i sindaci di Melara e Salara, poi il sindaco di Adria, il sindaco di Gavello, il rappresentante sindaco di Lendinara. Ringrazio anche gli amministratori locali della loro presenza, perché è importante, questo, essendo un progetto di museo diffuso, è una cosa fondamentale condividere con tutto il territorio questo progetto. Ringrazio gli amministratori del consorzio presenti, dei due consorzi, e il vicepresidente che fa le veci che oggi sostituisce il presidente Tugnolo che è fermo a casa e è impossibilitato a venire, quindi grazie Giorgio per aver sostituito Adriano che non può essere oggi presente con noi. Oggi siamo ad inaugurare questo progetto, che c'è la possibilità di fermarsi davanti e tramite il QR code inquadrare il QR code col proprio smartphone e accedere a contenuti multimediali che come vedete sono sparsi su tutto il territorio. Questi contenuti che estratti dai nostri archivi, che sono veramente qualcosa di straordinario. Abbiamo degli archivi con del materiale veramente straordinario che raccontano la storia del nostro Polesine, che raccontano soprattutto i sacrifici fatti e le soluzioni adottate, l'ingegnosità dei nostri antenati, possiamo definirli, nel senso dei nostri nonni, dei nostri genitori, che hanno collaborato a rendere questa terra che possiamo definire terra artificiale. Qui c'erano paludi e malaria e erano zone che non erano salubri e vivibili. Questa gente con tanto coraggio e tanto impegno tanta dedizione e con molta intelligenza è stata in grado di ricostruire questi impianti e comunque sono il collegamento tra il passato, il presente e il futuro. Quindi un ringraziamento particolare ovviamente all'assessore Corazzari che si è adoperato per rendere possibile questa diffusione degli archivi. Naturalmente mi auguro che sia un primo passo, che ci sarà un continuo. Quindi vediamo che è molto importante, perché il nostro territorio è turistico e quindi i turisti che vengono, che si rendono conto di cosa c'è anche dietro quello che può essere un'apparenza di una persona che sta qui qualche giorno, vedendo anche gli archivi dei consorzi, ha modo di vedere proprio la porosità, di entrare ancora di più nello spirito e nel lavoro fatto dalle popolazioni locali.
siamo orgogliosi di avere sostenuto questo progetto che valorizza gli archivi dei nostri consorzi di bonifica, sia dal punto di vista della conservazione di questa testimonianza storica e identitaria fondamentale del nostro territorio polesano, ma anche dal punto di vista della possibilità di mettere queste informazioni a disposizione del pubblico anche in un'ottica di visitazione turistica del nostro territorio. Da questo punto di vista è un progetto sicuramente lungimirante, che vede i consorzi di bonifica protagonisti e che vede questa rete di manufatti della bonifica che esiste sul territorio come luoghi di visitazione e anche come occasione per raccontare quello che è stato il lavoro che si è sedimentato nel corso dei decenni sul nostro territorio e che permette, lo dobbiamo sempre ricordare, la sicurezza idraulica e la vita di tutti i cittadini nel Polesine.